Pronti? 1, 2, 3. Valido il primo segnale, problemi per BB King dei Veltri. E Numero prova 8, ad andare BB al comando, King dei voltaggio Veltri, squalificato. dalla seconda fila del proprio nastro. Prova a impedirglielo Zemellino, quale per il momento replica l'avversario. Poi in terza posizione Tiago Tri, ancora Anguria Jet all'esterno, lungo lo steccato c'è invece Zastavadaghi, insiste e passa a voltaggio nei confronti di Zemellino, poi sbaglia Tiago Tri. Squalificato. Per il 400 in 27,8 addirittura. Voltaggio è al comando. In seconda posizione Zemellino, in terza Zastavadaghi, avanti a Dufo Gius SM, quindi Anguria Jet. 600 in 42,5 da parte del Battistrada, che prosegue di gran lena mentre prova ad avanzare dalle retrovie Upright B. Si prosegue con il leader che fa gli 800 in 57,2 e si mantiene in evidenza netta nei confronti di Zemellino, che è secondo, poi Zastavadaghi terza, a precedere Ufo Gius SM, Anguria Jet e quindi Upright B. La metà gara se ne va in 1,12,7 con voltaggio che prosegue in grande velocità avanti a Zemellino, Zastavadaghi, Anguria Jet che prova la risalita anticipando Upright B. Dalle retrovie si muove anche Tile Toal, un altro 14,9 davanti alle tribune. Voltaggio è sempre al comando, Zemellino che lo segue, poi Zastavadaghi. Prosegue in mezzo alla pista Anguria Jet, sempre in anticipo su Upright B e Tile Toal. La curva di destra in 15,7, segno che un po' voltaggio è stanco, sposta dalla seconda posizione Zemellino, che prova ad andare all'attacco, muove in terza corsia Upright B, che prova ad andare sulla testa trascinandosi Tile Toal, la dritta di là passata in 15,4, Zemellino che passa nei confronti di voltaggio, si muove Anguria Jet in stretto anticipo su Upright B, poi ancora Tile Toal, cerca un varco anche Tyler Di Pippo quando siamo a 200 dalla conclusione, sono tutti a lottare per la vittoria, in vantaggio Zemellino, la retta d'arrivo con Tile Toal a centropista che prova a passare, Tile Toal che passa e vince netta nel finale con Filippo Monti al secondo posto, Tyler Di Pippo al terzo, Upright B per il trionfo dei penalizzati. 1.15.1 ragguaglio preso sulla testa, 2.28.6 sul mio cronometro, il successo di Tile Toal, Filippo Monti per il training di Alessandro Raspanti, colori ovviamente di Filippo Monti, il successo nel finale della Saura di Filippo Monti che rivediamo nelle immagini vincere in maniera nettissima. Le è venuto uno schema perfetto dall'ultima pariglia, venuto via, seguito tutta strada Upright B, nel finale ha spaziato a piacimento, secondo è Tyler Di Pippo, terzo Upright B.